Innovazione e sostenibilità protagoniste a Verona Fiere con l'inaugurazione di Fiera Agricola Tech 2025. L'evento, dedicato alle nuove tecnologie in agricoltura, accoglie oltre 100 espositori e 50 convegni per esplorare le sfide del settore, tra digital farming, smart irrigation ed energie rinnovabili. Un appuntamento chiave per il futuro del settore primario in programma fino al 30 gennaio. Presenti alla cerimonia di apertura istituzioni locali e regionali, tra cui l'amministratore delegato di Verona Fiere, Maurizio Danese. È cresciuto del 70% sui numeri, oltre 100 espositori contro i 40 dell'anno precedente. Abbiamo oltre 50 convegni, che sarà un'occasione proprio per fare il punto della situazione, per presentare le novità tecnologiche e per ascoltare anche le esigenze del settore, con ben 125 relatori. Un settore che importante, che conta oltre 860.000 aziende in Italia specializzate, con 1.100.000 addetti, con delle problematiche importanti, una per tutte l'età media dei titolari di queste aziende che è 57 anni, fra 10 anni metà di queste persone saranno in pensione, e quindi è nostro dovere pensare a un passaggio generazionale in questo settore, tenendo conto che questo settore ha anche molta difficoltà a trovare manodopera specializzata e quindi la tecnologia e l'innovazione dovrà servire appunto per aiutare questo settore a risolvere questi problemi, ma anche affrontare il tema del cambiamento climatico e anche affrontare il tema molto importante che è previsto anche dall'enciclica del Papa del 2015, che è quello di produrre di più salvaguardando il territorio, ma produrre anche in modo tale di poter rendere accessibile il cibo a tutti quanti, perché nel 2080 saremo 10 miliardi di persone contro le 8 miliardi e 2 di oggi. Presente anche l'assessore Federico Caner, che ha ribadito il sostegno del Veneto all'innovazione agricola. L'agricoltura che è tra le prime in Italia, tra le prime in Europa, 7,7 miliardi di PIL, quindi un'agricoltura che funziona nonostante mille difficoltà. Oggi siamo qua in una fiera importante che parla di ricerca, di innovazione tecnologica, che è il futuro dell'agricoltura. Grazie agli investimenti che stiamo facendo sia tramite il PNRR ma anche tramite il CSR regionale, ricordo che abbiamo investito l'anno scorso più di 25 milioni, 5,7 milioni destinati alla meccanica di precisione, col nuovo CSR andranno addirittura a aumentare a oltre 6 milioni di euro. Questo è fondamentale perché con questo si fa monitoraggio, si fa prevenzione per quanto riguarda le patologie in campo, l'utilizzo dei sistemi satellitari, ricordo anche le fiere che portiamo avanti da questo punto di vista tramite la Space Meeting e quindi tutta quella che è l'innovazione grazie al sistema satellitare ci permette di avere un'agricoltura che punta sempre di più sulle ricerche e innovazione per poter prevenire anche quelle che sono problematiche legate anche al cambiamento del clima, quindi penso al tema della siccità e penso anche a tante fitopatie che dobbiamo contrastare grazie all'uso della tecnologia. La sostenibilità è fondamentale, lo è sicuramente in ambito ambientale, anche se io amo sempre dire che c'è anche una sostenibilità economica e sociale, ma la tecnologia ci aiuta a raggiungere gli obiettivi della sostenibilità ambientale grazie anche appunto all'aspetto economico e sociale, cioè l'utilizzo di innovazione tecnologica, di ricerca, di macchinari che abbassano anche i costi di produzione e soprattutto fanno prevenzione. Quindi secondo me è imprescindibile, proprio per quello che sta accadendo a livello mondiale, puntare sulla ricerca.